La Fillea, Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, delle Industrie Estrattive, ritorna sul tema della viabilità nella provincia di Agrigento e nello specifico tratto della ex strada statale 115 che attraversa Porto Empedocle. Per mezzo del suo segretario generale della Fillea, Francesco Costa, si afferma che il traffico da delirio che si è creato senza adeguati preavvisi in relazione ai recenti lavori che interessano la realizzazione del dissalatore mobile di Porto Empedocle, che sta riguardando la parte bassa del paese marinaro e il tratto di strada ex strada statale 115 che attraversa la parte alta del paese, fulcro epocale del traffico, lamentando il grave disagio causato dai suddetti lavori eseguiti in giornate feriali in fasce orarie di massimo afflusso veicolare in una strada che rappresenta l'unico collegamento diretto con i comuni e le province collaterali dalla città di Agrigento. La Fillea CGIL ritorna su questo tema per rimarcare l'importanza strategica per il lavoro, la scuola e i servizi di emergenza, trasporti pubblici della ex strada statale 115 che attraversando Porto Empedocle, che nonostante ripetuti reclami anche da parte del cartello sociale che si era speso esattamente un anno fa per la stessa causa, adesso anche uno studio capillare, come si legge nella nota stampa dell'11 aprile scorso, della quale è emerso che Porto Empedocle risulta circondata da numerose strade incomplete, dissestate e abbandonate, che se anche solo ripristinate in maniera minima e funzionale, potrebbero offrire un valido alleggerimento al traffico, risolvendo buona parte dei problemi viari che oggi attanagliano e paralizzano la cittadina. È inaccettabile, continua il segretario della Fillea CGIL di Agrigento, non abbasseremo mai l'attenzione, non continueremo a vigilare sui temi che riguardano lavoro, sicurezza e legalità, con le tematiche collaterali, dalla viabilità al welfare sociale, continueremo a monitorare e mantenere viva l'attenzione verso opere come l'incompiuta di Porto Empedocle, che non merita di essere annoverata nell'elenco delle opere destinate a rimanere scheletri di cemento, poiché con una percentuale irrisoria rispetto all'entità di quanto già sostenuto potrebbe essere completata risolvendo la maggior parte dei problemi viari in questione.